Bene, procediamo con la seconda premiazione e chiamiamo qua sul palco con noi Sirpati Tudu per il premio Giovani, accompagnato da Teresa Giovinatti Chiolerio per la lingua santa. Un pezzetto, hai due cose da dire su di lui? Sì, prima posso fare un annuncio. Sono emozionatissima, mi batte forte il cuore perché oggi Sripati ha deciso di, in questi giorni di premio, di lanciare il suo nuovo libro, come abbiamo detto ieri. E quindi questo è il momento della premiazione, è il momento dell'apertura vera e propria del plico, così come è arrivato dallo stampatore. E quindi è un'emozione grande perché, come diceva ieri, ha lavorato le 72 ore precedenti al lunghissimo viaggio che ha affrontato, ha lavorato per poter arrivare qua con questo plico oggi. E quindi today, on the occasion of this prize, this award, you would like to officially launch the release of your last book. So now we are proceeding with the official opening of the book parcel, and Sripati, it's your floor. Okay. Please call the president and some official. I can go for this and take official copy. Ok, no, before we have to read. Allora, fermiamo le emozioni, continuiamo a tenere il plico chiuso perché prima dobbiamo sentire e vogliamo sentire la lingua santale before we have to read your poem. Yes. Giorgio. Katha tahena bang tahena noa hormo eyai jonom habi chorok chiked rup mutheng kunami terdek meskot dulur sasai serma parom juk jier habi eken tahena hortalare jiwi jhat gopiri duk sukre kami bedare titi sapak taram dahar re gate gapate nimit gotan ghadi katha tahena sai pidhi manmi bir sechet santa tala. Le parole rimarranno. Questo corpo non durerà per 7 vite. Questo bel viso e l'amore che sorride al chiaro di luna neanche. Non durano per 1000 anni in eterno. Solo i ricordi rimarranno di essere stati l'uno accanto all'altra nei momenti del bisogno. Le immagini di quei momenti rimarranno. Le parole rimarranno tra le società istruite di migliaia di generazioni di esseri umani. Thank you. Thank you for your time. È finalmente arrivato il momento. È finalmente arrivato il momento perché chiamiamo colui che consegnerà il premio, Sripati, ed è la persona più giusta a cui conferire questi nuovi libri che sono ancora, e sono impacchettati da quando è arrivato, è meraviglioso, assistete a una cosa unica nel mondo in questo momento. E chiamiamo di nuovo con noi, ma in un'altra veste, ad assegnare il premio il sindaco Giacomo Lombardo. Venga. Adesso con la fascia da sindaco devi dire, però. Anche come presidente, lo vogliamo con tutti e 2 i cappelli uno sopra l'altro. Con il doppio cappello. Allora, devi consegnargli il premio. Acchiappa il premio. Posso? Yes. Così io leggo la motivazione mentre voi fate le foto, poi posate il premio e finalmente vediamo i libri. In un tempo in cui le lingue minoritarie e i patrimoni culturali locali sono sotto pressione ai 4 angoli del pianeta, l'opera di Sripati Tudu risplende come un esempio di resilienza, creatività ed edizione.
Con gli strumenti del presente e un profondo radicamento nella tradizione, egli lavora per far sì che la lingua Santali, veicolo di un'identità millenaria, non solo sopravviva, ma si rinnovi nelle nuove generazioni. Il suo impegno ci ricorda che la difesa della diversità linguistica è una battaglia universale che supera i confini geografici e unisce i popoli nella comune volontà di affermare il diritto alla propria voce, alla propria memoria e al proprio futuro. Con questo premio celebriamo un ponte tra le Alpi e le colline del Janggal Mahals, tra due comunità distanti ma accomunate dall'amore per la propria lingua madre. Tudu ispira i giovani di tutto il mondo a farsi custodi attivi del proprio patrimonio culturale, dimostrando che la vera innovazione nasce dalla profonda conoscenza delle proprie radici. Per queste ragioni, in riconoscimento al suo instancabile e appassionato impegno, consegniamo a Siripati Tudu il premio Giovani, augurandoci che la sua voce e il suo esempio continuino a risuonare forte e chiaro. Giovani. It's your turn now. Adesso c'è questo unwrapping attesissimo e la consegna. La copia numero 1. Esatto. And the first copy to Wow. Jack. With this present, we have no more excuses. We all have to study Santali language to read it. Non abbiamo più scuse, adesso dobbiamo imparare il Santali per leggerlo, perché è tutto scritto in Santali. Thank you so much. Sì, Giacomo, se vuoi leggerci un pezzo, noi siamo felici. He has also a grammar for us, anche una grammatica per noi, quindi il pomeriggio seguirà lezioni di grammatica. Super. Yes, I have 3 books now. One is the translation of Indian Constitution. Another is a handbook of spoken Santali for learning Santali language. And third one is my poetry book, Phagun Reddy's Patni. Already I recite few poems here. So I want to present these 3 books to our president. Grazie. Regala Giacomo anche la Costituzione indiana tradotta in Santali, un libro proprio facile per i dialoghi principali, tipo dove vado a dormire, cosa si mangia stasera, e il suo libro di poesie. Li regala a Giacomo, che dovrà andare a questo punto in India a parlare Santali direttamente. Posso dargli la Costituzione italiana sarebbe bene. Yes. Thank you. Grazie mille. Grazie. And another book I want to give Teresa. Is for understanding the future. te lo sei meritato. Please take it. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. And can I tell them about Yes. Allora, Santali ieri sera, Sirpati ieri sera ci ha detto che voleva farci un regalo oggi, perché a noi ha regalato i libri, ma voleva fare un regalo a tutti. Quindi alla fine di tutto, dopo l'ultimo premiato, dopo gli ultimi baci, dopo che togliamo un po' di alambicchi qua intorno, spostiamo le sedie e lui ci vuole insegnare a tutti quanti una danza Santali che fanno dalle loro parti. Quindi alla fine, don't go away at the end, ne pas aller tout vite à la fin, parce qu'on va danser une Santali dance tous ensemble ici dans la salle libre, sans chaise. Merci. Ok? Quindi a dopo. Merci. E prima? Certo.